Nel pensiero italiano, l'idea italiana del governo, anche i pensatori italiani e anche del governo di Torino, del di Sardegna, era la collaborazione italo-slavo-maggiara. Difatti, solo che i maggiari non ci intendevano assolutamente non volevano. Ecco, era propedeutico alla collaborazione italo-maggiara, quindi diciamo sardo-maggiara, era propedeutica la ripacificazione e il riconoscimento anche dei diritti delle minoranze slave, soprattutto, ma non solo, anche armene, eccetera, all'interno dell'Ungheria o dell'Ungheria. Lì si scontrava e qua c'è lo scontro, non vuole sapere. L'Ungheria storica, avete presenti appunto qui adesso non abbiamo una carta. No, non c'è nessuna cartina, sempre per motivi di risparmio. È stato necessario invece le cartine ce l'avevo, ma non ne hanno. Comunque l'Ungheria storica comprendeva un'area ovviamente, come ho detto anche ieri, più vasta, la Croazia attuale fino a Fiume. L'Ungheria, poi ci torneremo, l'Ungheria storica, la Grande Ungheria, che poi finisce appunto nel 1918, comprende nel 20 con il Trattato del Trianon in definitiva, in pratica col 18, comprendeva l'attuale Slovacchia, che era l'Ungheria superiore, dai Felvidec, quindi tutta la Slovacchia intera, che tuttora è una forte minoranza ungherese, almeno una fascia confinaria, e una parte dell'Ucraina con Mukachevo. Gli ungheresi non hanno mai considerato gli slovacchi Toto de Meper, dicevano lo slovacco non è un uomo, non è i popoli senza storia, è rimasto dall'altra parte del confine 1,5 milioni circa di ungheresi, no? Di maggiari nell'attuale Slovacchia, tuttora c'è una forte componente maggiara. E poi soprattutto ha perso, poi faceva parte sempre dell'Ungheria superiore, Alta Ungheria, una parte della piccola, dell'attuale la Carpatalia, che oggi fa parte dell'Ucraina, con la città attuale Mukachevo, allora in ungherese Munkac. Parte appunto del pittore ungherese, massimo pittore ungherese, e poi soprattutto la Transilvania con allora 5 milioni di abitanti, di cui d'accordo di maggioranza rumeni, il rapporto era 3-2, ma sempre 2 milioni di ungheresi, ma non solo, la fascia, non solo la Transilvania, ma l'Ungheria ha perso le cosiddette parti, quindi la fascia diciamo, dell'Oltro Tibisco, la gran parte dell'Oltro Tibisco, con la città di Nagyvarad, oggi Oradea in Romania, e che Oradea e Cluj-Kološvar allora erano una città al 90-99%, non ricordo esattamente, ma completamente ungherese. Tuttora anche a Oradea c'è una 50.000, non mi ricordo, una 50.000, un 4-5% di ungheresi, e la stessa città di Kološvar, Cluj, ha una forte minoranza ungherese, sempre una 50.000 qui, però è una città che oggi è cresciuta a un 400.000 abitanti, c'è stata una forte immigrazione interna proveniente dalla Romania. Mattia Corvino, che è stato mutilato, è scoperto, e l'anno scorso che era l'anno solo che ha tolto Ungaria, ha lasciato l'ex, poi ha tolto dell'Ungaria l'ex, e l'anno scorso abbiamo partecipato anche lì l'anno scorso, sì, un convegno a Kološvar, convegno su Mattia Corvino, quindi anche li conoscono come dicono che sia è nato lì, c'è la casa di Mattia Corvino, loro sono convinti che quella era non detto per esclusione, perché per esclusione non può essere che quella la casa di Mattia Corvino. Come interessante questo capitolo, vedevo sull'economia, la società e la cultura, questo dovresti un momento. Sì, adesso perché poi quando si parla di ungheresi e di ceti che determinano la politica ungherese, bisogna tenere presente che gran parte degli ungheresi erano appunto, c'era una differenziazione sociale enorme, ecco, per cui chi decide effettivamente la politica ungherese, anche qui bisogna sempre differenziare, gli ungheresi, ma erano i grandi latifondisti, erano le grandi famiglie come anche in Polonia, eccetera, e i grandi famiglie ricche borghesi costituiscono poco meno dello 0,1% della popolazione. Ecco, concordo ancora perché è importante che lo sappiano, oltre a Transilvania, poi l'attuale Voivodina
con il Banato, parte del Banato è stato diviso tra Romania e Jugoslavia, e con la città Novi Sad, no? Zavadka, quindi tuttora c'è una forte componente ungherese, e poi c'è Burgenland, l'Ungheria, parte del Trasdanubio, l'Ungheria occidentale, che è andata stranamente all'Austria, che pure era uno dei paesi appunto sconfitti, anzi appunto però ecco, l'Austria ci ha guadagnato almeno il Burgenland, e vabbè, è abitata certo da una popolazione in parte tedesca e in parte ungherese, tuttora ancora c'è anche il bilinguismo, c'è la belle appunto come si parla ancora ungherese, ma soprattutto l'architettura, ecco, in base all'architettura, passando per il Burgenland, si coglie, si ha la sensazione appunto di essere già in Ungheria più che in Austria. Quindi nel 1948 comunque comincia a cambiare in parte la società, ma soprattutto con il 1867 l'Ungheria riacquista una parziale indipendenza, parziale perché va sottolineato che ci sono i 3 ministeri in comune, l'Ungheria quindi il ministro della difesa, il ministro della guerra e il ministro delle finanze, i 3 ministri sono in comune, quindi per l'Austria e per l'Ungheria. Poi ognuno ha ciascuno dei 2 paesi ha un proprio governo interno, un proprio Parlamento, però soprattutto c'è il ministro della difesa e il ministro della guerra, e quindi l'Ungheria non ha la sua diplomazia, non conta niente, quindi a livello internazionale deve seguire la politica estera che fa Vienna, e uno Stato senza politica estera non è uno Stato indipendente. Quindi Androssi diventerà anche diventerà sì, il primo ministro dei esteri della duplice monarchia, dopo essere stato appunto primo ministro del governo ungherese. Quindi in parte l'Ungheria riacquista la sua indipendenza, ma continua a rimanere praticamente per certi aspetti sotto la dominazione asburgica di Vienna, dominazione asburgica che derivava dal 1526. E in questo periodo della duplice monarchia, è qui che comincia appunto a formarsi l'Ungheria attuale, l'Ungheria contemporanea, anche per questo motivo siamo partiti dal 67, non soltanto per motivi economici di risparmio, ma anche perché effettivamente col 67 che nasce in parte l'Ungheria di oggi con l'Ungheria moderna, e c'è anche Budapest stessa, no? Budapest, 1873 nasce la città di Budapest, dall'unione, della fusione delle 3 città di Budapest e Buda, quindi non c'era prima, quindi nasce, e c'è un grande sviluppo, un grandissimo sviluppo culturale, anche economico in questo periodo, per esempio l'Ungheria per densità come la rete ferroviaria, la seconda rete ferroviaria in Europa dopo la Francia, quindi sempre relativamente appunto in proporzione al numero di abitanti e dalla superficie di chilometri quadrati del paese, ma è il secondo posto in Europa dopo la Francia. Non so quanti vengono aperti, non so quanti sportelli bancari, la produzione d'acciaio passa da 150.000 a 800.000 tonnellate negli anni della duplice monarchia. L'Ungheria è uno dei maggiori produttori al mondo di frumento, anche qui la produzione triplica in questi anni, dal 70 al 14. È interessante poi comparare con quell'Ungheria comunista, poi come mai tutte queste cose poi le Ungherie comuniste sono scomparse. E tuttora l'agricoltura, l'allevamento grande vanto bestiame, grande vanto e fonte di reddito dell'Ungheria dai tempi del Medioevo, dell'età moderna. L'Ungheria è una grande esportatrice di bestiame. Arrivava qua a Venezia, siamo a Venezia appunto, il bestiame ungherese. Infatti per Lasca, che ha salvato gli ebrei, era commerciante di bestiame. Era commerciante di bestiame, quello che appunto era lì per fare un lavoro di commercio di bestiame. Il bestiame arrivava dall'Ungheria giù, Croazia, poi prendeva il mare, attraversava l'Adriatico, arrivava al quarto d'Altino e poi proseguiva qui a piedi, arrivava qui a Venezia, quindi veniva esportato il bestiame per i pelli, eccetera. L'agricoltura,
grande produttrice di tabacco, ecco, frumento e tabacco